Oh, buongiorno Italia. Dove abitiamo oggi? Davanti a un camper a noleggio. Benvenuto nella mia giornata stupida. Se arriva un altro fane compagnia. Ma sì, riesco. Che non busso al camper sbagliato. Non compriamo niente. Non compro niente. Benvenuto Buongiorno. nella mia giornata stupida. Ecco, piove. Appunto. Mi non vorrei dire, ma piove. Sì, buongiorno, qua è il centro salute mentale di Gemona. Allora, noi sappiamo che lei assieme a altri due pazzi vuole andare a fare un giro in bici, però nel frattempo se vuole entrare nel camper del terzo pazzo a bere un caffè, che c'è già Yuri qua, così okay, quando arriva il CSM a prenderci siamo già pronti tutti e tre. Da caffettai. Tenuta polare artica. Così, giusto per curiosità, il biglietto da Gemona del Friuli a Tarvisio solo andata con il discorso bici, gode di questa promozione del weekend in Friuli e ti paghi 9,70 €. Questo me lo puntino adesso. Sì, parcheggio e corrente. La rampetta per portare su le biciclette. Tanta roba. Che la giornata stupida abbia inizio. Sì, tasa capio. Da via, piove, io rovina la giornata stupida. Cioè diventa un giro in bici normale se non piove scavassa. Gemona sulla sicurezza, è mai stato Devo fare sì, la recensione sì, sua sì, stazione nove, del sono Gemona. pericoli. Ai binari è gadate 10. Assurdo, c'è anche la presa di corrente per caricare le e-bike. Allora, così e così. E questa qua. Bello! Fantastico. Sì? Bello che il treno, cazzo, quant'è che non prendevo un treno? Ah, qui i tavolini e tutto, guarda che robe. E metto qua, faccio Van Life qua adesso. Passa. Dai. Quanto lo mussi tu? Dai, cosa far vedere a benzone? Ciao, ormai. No, ormai senza... Bello. Guarda che bello. È raro vedere... sì, che di solito è tutto in secca, sono fiumi sotterranei, diciamo. Un piccolo appunto, Fioi, anche se avevate già visto e ovviamente dedotto, noi avevamo, ho l'ansia che discorsi, però avevamo un po' il dubbio di dove lasciare le bici. Ho detto le lasciamo in un vagone a parte, bisogna legarle eccetera. No, sono nello stesso vagone dei passeggeri, tu ce le hai a vista, insomma. Poi sempre meno gente prende i mezzi pubblici, quindi abbiamo praticamente tutto il treno, tutto per noi. Per mezzo. Tarvisio. Sgomatamente. Vamos! Intanto ragazzo, appena entri nella ciclabile che è attaccata all'uscita della stazione del treno di Tarvisio Boscoverde, giri subito a destra, adesso te capisci il perché. No. Iniziamo malissimo, no, non faccio che salita là. No, c'era l'orido dello Slizza, leghiamo i bici a femo a piedi. Ma no, 200 metri. Va bene dai, la facciamo per il bene della comunità. Porca miseria, stessa ita del prima mattina. Allora, l'orido dello Slizza è molto bello, lo feci non nel senso caca, ma sempre il solito discorso del verbo fare al passato, tanti anni fa, solo che c'è parecchia salita e discesa da fare adesso, non so se... Cioè, è un bel anello ragazzo, è un po' come quando vai fuori a cena e c'è il primo di carne, il primo di pesce, il secondo di carne, il secondo di pesce, non puoi prenderli tutti e quattro, e quindi anche se mangia carne la prossima volta te mangi il pesce, hai capito? Quindi saltiamo, ma consigliamo e segniamo per le prossime volte. Che la roba stupida abbia inizio, se piove, se no non inizierà mai. Bello, guarda che alti che giù, bello lì, bello, frena, eccolo là, guarda che ti faccio vedere un po' l'orido dello Slizza. Aspetta, provo a inquadrare correttamente, vedi giù lì, quello era l'orido dello Slizza. Guarda che robe, che foliage, Fioi. L'atmosfera è seriamente foliage. Col camper. Non ci siamo neanche accorti. Guarda ragazzo, la ciclabile, questa Alpe Adria, un po' come quella di Cortina, passa per l'ex ferrovia. Infatti ti capiterà di vedere le vecchie stazioni ferroviarie, questa è quella di Tarvisio, e basta, non posso contarti tutti in anticipo ogni volta, appunto, basta, dopo te vedi. Ti te scarsi, ma c'è il cartello, affittasi, sto una stazione di treni così. Ma sì dai, 150 metri a fermo, dai. Andiamo a vederla. Sì, tu mi dirai cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere il Mittellatter Tarvisio, il centro di Tarvisio, così insomma, già che si era per strada.
adesso non per parlare male di Treviso, non c'è nulla da parlare male, non è niente di che, ma io già avevo visto dalle foto, però ho detto boh, sono curioso, una città così famosa, invece no, proprio niente, c'è sta piazzetta qua e gli edifici, il ferro anticato così il faro rusenio. Faro russo. Appunti per me, per noi, per tutti, Eleonora mia madre, che diceva canzone dei Pooh. Da Stalpe Adria non solo arrivi in Austria, ma abbiamo visto che puoi arrivare anche in Slovenia. La Slovenia da Treviso è a solo 11 km, quindi per le prossime girate c'è da tenere in considerazione anche la ciclabile della parte slovena. Attenzione, l'ho ricordato fin dall'inizio, in questo video non si parlerà di van life, si farà solo un'avventura in teoria sotto la pioggia, in pratica invece non piove più. Sotto la nebbia. Sotto la nebbia, sotto il Caigo. E alla tua sinistra. Ciao Tarvisio, beh sto scorcio è bellissimo però, Più avanti tieni la destra. Ponticello, la ciclabile è piacevolissima e rilassantissima. Se poi vogliamo essere proprio non instagrammabili, instagramisti, esatto, si sente il rumore dei camion che passano qua dall'autostrada o dalla tangenziale, insomma, ecco, quindi giusto. Perché continui ad andare fuori la strada? Sta dentro! No, la rifaccio con Alessia e Giacomo, perché non è difficile, è tutta sicura, piacevole, tutto bello, e poi la parte dopo la conosco perché un bel pezzo l'abbiamo fatta, e bella anche l'avventura in treno. Vedi, è interessante per gli amanti del masochismo. Se vuoi far fatica ti prendi quella laterale dove si sassetti e ti fa più fatica, perché fanno avanti. Attenzione, appena partito ci saranno circa 400 metri di dislivello, circa, nel senso che può essere che non ci sono tutti subito, ma ci sarà anche poi una parte rimanente. Sono comunque ben distribuiti, insomma, anche perché giustamente è una ciclabile turistica, non è un percorso da gara, da qui che andarsi a copare, hai capito? Quindi ti dico, lo sto facendo con la muscolare senza nessun problema. Aspetta, avevo avviato questo video perché il senso della clip che volevo tramandare era quel poco di salita che c'è, ce l'hai all'inizio, cioè quindi quando sei fresco, hai capito? E quindi è una cosa buona, tu prima ti fai la salita e poi basta, poi hai praticamente tutta discesa. Altra stazione, oddio, pensavo, poi valuta un attimo, dipende anche quanti chilometri vuoi fare, però ho visto gente e anche bambini con roller e skateboard, quindi effettivamente è molto liscia come strada, invoglia tantissimo. Siamo al numero 3179, ma non so da quando, da cosa. Cioè, qua io, la ciclabile che piace a io in mezzo al verde, ai boschi. Così, vedi tu Alessia, dai che te porto, dai. Piacevolissima discesa, fioi, piacevolissima. La ciclabile è sempre stata così, cioè liscia come il male. Tu mi dirai, beh, è normale. No, non è normale, non tutte sono così, neanche se vuoi. Quindi è veramente una pacchia. Da rifletterci un attimo se provare a fare la minchiata di farla in skateboard o in rollerblade, perché secondo me, adesso no che sporca, ma secondo me in roller e in skate è un'esperienza da fare. Stupendo, il fine settimana che adoro, veramente ragazzi. Stazione di Valbruna, Lussari, par quasi una roba toscana, invece no, non c'entra niente. Che spettacolo ragazzo, che spettacolo! Nonostante il nuvolo e il grigiume è comunque uno spettacolo, è uno spettacolo cromaticamente diverso dalle aspettative dello spettacolo colorato, ma è pur sempre uno spettacolo. Le famose piste di pump track, ma sì dai, prima di mangiare, dai che facciamo un giretto. Tanto sento il meccanico qua che disgrazia che le dio contame da Ducati. Dite, vai su qua, e potete vedere qua. Bello, e col movimento del corpo, vedi, non devi mai pedalare e fermarti. Ecco, ho dato una mezza pedalata. L'uscita, no, parla via. Ah, qua. Ugo Vizza, ragazzi, fabbrica di Alohacker a parte, 10-1 questa con la Dobbiaco Linz, Adesso per carità potevo riprendere un qualcosa di più bello mentre dicevo 10-1, però ci siamo capiti. Pausa cibo, oggi dovete portemo. Usciamo a Malborghetto.
Ti ricordi cosa c'è a Malborghetto? Eccolo qua, te lo ricordi? Ah, invece è proprio chiuso? No, se è aperto, è scritto bar e cucina aperto, il locale chiuderà per ferie dal 2 novembre, va bene. Il posto è proprio identico da che altra volta, che se stai coi bruzzini. No, che non va bene lì. Non si può fare. Avanti sedani. E giù. Non dico altro, bruzzina Erika e casacca più tutto, i mitosati che gli fai con me. Non dico altro. E allora ci Sì, il numero 1. Va via dritto. Olha, come farà sempre Va per via dritto. La mia locanda preferita. Mi fa quasi adesso un canale che incita all'alcol, ma no, non è quello il messaggio, non è assolutamente quello il messaggio, è un canale che spinge alla vita, al fare tutto ciò che tu vuoi provare, fare un treno a cazzo, andare a posti a cazzo, fare robe a caso, così, a provare, a sperimentare, esatto, è un canale che fa esperimenti, sono quasi esperimenti scientifici. Provo a fare sta stronzata, mi è piaciuta? Sì, no, non lo so. A me sì, lo sembriamo spolpo. Anzi, adesso anche riprendo sta roba. Approfitta dell'amico sobrio per capire l'entrata del ritorno dell'Alpe Adria, per capire dove andare, cosa fare. No, adesso cattiamo l'entrata, ma guarda che bello, difatti il sesto senso diceva. Dai che andiamo a vedere sta robetta qua, guarda cos'è? Non è una chiesa, è una specie di albergo particolarissimo, costatore, riesci tu vedati, sì che te vedi, guarda, che misteri, te par normale sta roba, no? È bellissima, cattura il tuo interesse, scatena le emozioni, guarda tutte le emozioni che si scatena dappertutto, e vedi, anche là, è bellissimo, madonna che bello, ragazzi, è bello, botta. Figa! Cazzo! Ti dico la Volvo! Bello! Tutto in pietra, con le cose che mi copre. Mamma mia che mina ogni intorno! Mamma mia ragazzi, bambini non seguite questo canale, non imparate niente. Era Napoleone, non imparate neanche da Napoleone che era un grandissimo ipnotizzatore delle folle, molto più famoso di Mussolini, ok? No, non sto parlando di cose a vanvera, è una scienza antica, quella dell'ipnosi delle masse, è una scienza studiata da qualsiasi capo di stato, politico, ipnotizzatore in generale, ossia in qualsiasi persona che ha la necessità di coinvolgere delle folle, ossia un gran numero di persone per ottenere il proprio scopo. E Napoleone fu uno dei più grandi esempi in tutta la storia. Napoleone fu proprio l'esempio più citato nel testo di Gustave Le Bon, La psicologia delle folle, poi susseguì per carità il Mussolini e altri tipi di dittatori e di personaggi che riuscirono a incantare, ossia ipnotizzare le folle. E Napoleone ebbe l'epoca d'oro in cui apparve quasi come un dio alle folle, proprio per questa sua capacità di incantare tramite le emozioni le folle. Un fiacco come mi so io incantare gli imbriaghi adesso che gli dicono madonna ma che cazzo di graspa che ho bevuto singano la graspa, 2 o 3 graspe qui buone porca troia. Quando voglio essere altruista dico va che peccato che gli altri non apprezzano queste cose, cioè di andare via imbriaghi spolpi così, ciappare un treno, andare a casa, fare il ciclabile in bicicletta, accopparsi in bicicletta. Però quando voglio essere egoista dico ma sì che vai correre in cuore o che altri, cioè devo rinunciare io alla vita perché gli altri non vogliono fare le cose belle, vai figa Dio caro e faccio. Cioè ti prova a immaginarti, oh no, stai seri, concentrati un attimo, adesso no veramente voglio serietà, dopo un pranzo del genere, 2 caraffe di vino rosso e tutte le graspe che ne ha offerto, ti provo a immaginare che trip fa sta galleria qua, mamma mia che sepa come che altra volta. È la locanda maledetta, ma in senso positivo, veramente sto rivivendo la stessa esperienza dell'altra volta, è bellissimo, anche perché soprattutto questa è la stessa tratta di ciclabile che porta da Malborghetto a Chiusaforte, quindi questa parte qua già la conosciamo, quindi ora spegnerò a ricavare e piegore e anche i cavalli, vedi tu,
spegnerò la videocamera perché tu questa parte già la conosci. La accenderò da chiusa forte in poi. Mi sono sempre serio. Sta a barare, tacchete, partiamo con 3, 2, 1, boh, senza pedalare, vediamo chi che arriva prima. Oh, guarda, mi come che guarda. Potenza Bianchi, tecnologia italiana. Aspetta che mi metto su. Che prendo inerzia. Inerzia. Te vedi? Ma che inerzia? A scamorza, Dio caro. Guarda, su no, su pel paio. Ma dite graspe, non si può fare gare in queste condizioni qua, Dio ecco, frenare, per forza se stai in rio. Vabbè, arriviamo, ecco, guarda che so già di riguadagnare. Ucciu, è il peso che tacca a ciappare velocità. No. Aia, allora forse è meglio il peso della leggerezza. Ah cazzo, mi sa che aveva ragione. Aia. Quindi in discesa è meglio il peso rispetto alla sì, dai! Ma sì, ma lei ha il testa invece. Ma dove? Se era impermeabile o no? No, ma bianchi, guarda, ma ha perso due vite a prima riga del pacco Pignoni qua, anzi il pacco Corona, perché il pacco Pignoni è quello da dritto di biciclette, guarda, uno e la due, vedi tu senti mi din din, cosa io ho fatto come ho montato frizione Ducati anche qua, din din, invece no. Oh mo dai, siamo arrivati, manca solo 50 km. No, ma meglio così con la bici Ducati che ti senti il pignon che fa din, va bene? Avanti ragazzi, sì, dai che andiamo avanti, dai che a processione si ingruma. Ma che è graspa? Senti, din. Ma no. Che panorami bellissimi! Ucciudio a destra i vertigini, porca troia, fermi un attimo. Perché i vertigini? Guarda, ora mi devo camminare qua in il bordo. No, è bello, cioè se in qualche modo emozionante. A parte loro che gliel'ho già detto, oppure glielo dirò nel futuro, perché sotto che graspe, bello, perché sotto le graspe dell'Aquila Nera, se il tempo diventa una roba particolare, ma prova a pensare che tutto questo lo stiamo facendo con 9 euro, cioè invece di andare fuori a far cagare, non sta copate, dai, sto devo fare il video, dopo te caschi, mi tocca chiamare ambulanza eccetera, mi rovina anche il discorso. No, voglio dire, cioè pensa a te, un'avventura del genere tu te la paghi con 9 euro, cioè che è il costo del treno, dopo il resto vieni giù con la bicicletta, quindi vedi a volte come basta poco, basta niente per fare vivere una cosa veramente figa, porca troia. L'importante è ingegnarsi, capire cosa possiamo fare con poco, non lo so, proviamo, iniziamo, sperimentiamo, ed è sperimentando che tu inizi a capire cosa puoi fare, cosa non puoi fare. No, a parte scherzi, sta serio, ragazzo, è un discorso molto importante, sta serio, concentrati. Ma quasi sempre scene del train spotting, non è tanto per l'effetto brillo che so di provare in questo momento, perché mi trovo qua quasi da solo, Roma che adesso si sta ricongiungendo alla mia realtà, e abbiamo perso Thomas. Mi ricorda forse qualche film, forse cos'era, Una notte da leoni, che avevano perso tipo lo sposo, non lo trovavano. Gli altri si è perso Thomas e non riuscimo, cioè così realizziamo in questa realtà che manca un componente del gruppo. Niente che una graspa in corpo però. Sì, no, veramente, no, la potenza della graspa, perché allora le previsioni meteo davano dalle minime 10 gradi, massime 12. Il mio Garmin dà 12,5 eppure noi percepiamo 20-22 gradi. Oh, io cambio destinazione, Sì, falli anche tu ste stronzate, ragazzo, falli anche tu. È tutta salute, parte tutte le graspe che sa bevuto, ok, ma lascia stare graspe, smente che graspe, e il resto sei tutta salute. No, Dio caro, perché te vivi in l'Instagram, adesso smonta e dentro veda se veramente le beo dormire dentro qua. Boh, dai, smonta che andiamo. Allora, niente, entriamo dentro sto buso, mi sento qua, ecco qua, boh, vieni qua ragazzi. Allora,
Guarda, guarda. Aspetta che ti riprendo da fuori perché sono qua. No, vuoi vedersene veramente? Forse non l'ha neanche a tutti i torti, guarda che Che bello che sei. effettivamente È bellissimo qua. forse Guarda. tanca ragione. Cioè qua ti metti per lungo, disteso, guarda che comodo. Cioè, all'inizio io mi sentivo molto contrariato da questa tua proposta, però invece- effettivamente, seppur con malcelata riluttanza, devo ricredermi e constatare che la posizione è molto comoda, magari forse non tutti vede, e la temperatura e l'umidità percepita devo dire che è più che accettabile, quindi effettivamente la tua visione instagrammata della vita è una cosa effettivamente riproponibile. Perché qua è anche comodo, non ti arriva l'umidità addosso. Effettivamente. Cos'è un ferro? È ferro. Ferro. De ferro e anche de ferro. Quindi il ferro tiene l'umidità. Tiene l'umidità. Effettivamente il farusene, quindi si acciappa lui. Esatto. Così si fa uso. Thomas, dai, vieni a godere della Ferro Life. Hai visto il coso da attaccare al muro per la vita? Se tu a 42-43 anni riesci a organizzare queste stronzate con degli amici, hai capito tutto dalla vita, veramente io ti stringo la mano. cazzo però, Sì. Perché con gli ISO basso, no, ma lo potevi, sì. Però no, veramente, è una cosa molto Abbi importante. fiducia nella ProPro. Abbiamo trovato un Redmi sfracellato, è caduto per terra qualcuno probabilmente in bici e qualcuno di intelligente e sensibile lo ha messo sopra qui, esatto, nel caso in cui... da buttare comunque. Sì, ovvio che è da buttare, non sappiamo se portarlo alla polizia nel caso in cui tipo abbia fatto denuncia o far finta di niente, esatto, come che farie mie, far finta di niente. Vedi? Perché è piegato. L'Instagram contro realtà, le poco a girare intorno, a realtà lei che no. Sì. E se la uso da là, perché Apple, sa. Sì. o le sta pestando una macchina. Aspetta. No, aspettiamo un attimo, il momento è catartico, è importantissimo. Stavamo ipotizzando un'ipotetica vincita di Thomas dei 93 milioni di euro, in quanto uno ha detto ha vinto 93 milioni di euro, tipo una lotteria. E lui ha detto: se vinco 93 milioni di euro te compro il camper. A te mi guarda, fermo. Allora, 300.000 euro sono per il mio camper della VAS o di qualche altra azienda seria che camperizza camper, per il mio camper. No, ma ormai una volta detto. In proporzione, la volta mi vi offre birra in proporzione Skate Go, sì, 300.000 euro dei 93 milioni. 93 milioni di euro. Quello no, è importante capire la proporzione delle cose, no? Un po' come quelle parabole di Gesù che offriva il pane al povero, ma era l'unica cosa che aveva. Quindi il ricco che ha offerto il panettone non valeva un cazzo, valeva di più il panino di quello che non aveva niente. Quindi no, si deve registrare, no, registra tutto, Dio caro, sei 300.000 euro in palio, voglio dire. Quindi se Thomas vince 93 milioni di euro, mi do il camper da 300.000 euro, col garage, mi raccomando, col garage. Una delle cose più belle del mondo, che stanno a salita al 25% per me, ma forse anche per te, e fare ste cazzate qua assieme agli amici. Senti l'eco mentre dico amici. Sono belle cose, ragazzo, sono belle cose. Sì, Spacciala! Cioè, ogni ciclabile ha le sue caratteristiche, non puoi paragonare meglio questa e meglio quella, cioè è un discorso un po' particolare, no? Come fai a dire meglio questa e meglio quella? Cioè, una ti dà magari la montagna, i paesini, i borghetti, eccetera, l'altra ti dà più panorami, più nature. Io comunque credo che l'Alpe Adria resti una delle prime scelte, soprattutto per chi non ha voglia di far fatica, ecco, è praticamente tutta in discesa. È tranquillissima, sicurissima, la strada è liscissima da fare praticamente in roller. Io credo che un giorno la farò in roller. Sì, prima di morire voglio fare in roller sta strada qua, perché non ha senso morire senza non fare in roller questa roba qua. da fare. A dirla tutta, secondo me non ha proprio senso morire, però è la natura, non possiamo farci niente, dobbiamo. Allora io l'unica cosa che ho per contrappormi a questa natura, a questo obbligo, è il sfruttare al meglio
quelle opportunità che ho per remare contro, no? Questo mio destino che porta verso alla cascata, al burrone, alla morte. Vai, vai, se non te senti pum vuol dire che non era nessuno, se te senti pum vuol dire che era una macchina. Se non ti senti pum, non era nessuno. Se ti senti pum, era qualcuno. Esatto, quello. Uccio, Thomas ha paura che sia macachi, però questa non i friuli macachi. Cioè, al massimo un daino, un coso, sì, che lì, no, i daini, cos'è il nome? Camosci? I camosci, esatto, ma non i babuini sono in Africa. A me ho detto bambuino mi trovo. Dite che hai dal babuino! Ma che macaco non sembra. Ma se no è sempre simiotici, sempre i simili come quella che ti hai intorno, Dio caro! Cos'è macaco? Bambino, se bambuino. Dio caro! Veramente, ragazzi! Qua una foto mi ha fatto. Spariscono le vertigini perché veramente sono cose. Anch'io adesso mi fermo qua e faccio una pizza. Sono cose, guarda sotto, sarà a potenza dei graspette, ma i vertigini sparisce, ragazzi. Cioè, sì, che mi coppe. Spettacolare, spettacolare tutto ciò, e ripeto, perché veramente tutti vi fanno vedere le cose da VIP, io vi faccio vedere le cose da 9 euro, ok? 9 cacchio di euro di un biglietto del treno e una giornata indimenticabile con gli amici, con soli 9 cacchio di euro. È bellissimo, guarda sotto! Bellissimo! Che cazzo sono andate le vertigini oggi? Amico mio, tu forse mi segui dal Lazio, dalla Lombardia, dalla Campania, eccetera, o anche dall'estero. Quello che noi ti vogliamo dire non è di fare questa ciclabile, ok, come esperienza. Quello che vogliamo consigliarti come esperienza è di prendere un mezzo pubblico, che sia un treno o un autobus, e di caricare sopra la tua bicicletta e poi far tutto il ritorno in discesa. Fidati che è un'esperienza, lascia stare estremamente economica, lascia stare il prezzo, è un'esperienza veramente bellissima, sana, genuina, è bellissimo. Magari dita da uno sotto graspa, la parola genuina sono un fiastrano, ok? Però vabbè, dai, capissimi, ok? Quindi anche tu prova a studiare se hai qualche trenino, qualcosa che ti porta sopra un monte e poi ti fai la discesa a piedi o in bicicletta. Poi se non ce la fai, che sei stanco e stai male, fermi qua, Tosati, fermi qua. E se non ce la fai, che stai male, entri nella prossima stazione dei treni e ritorni in treno, hai capito? Cazzo, pensavo che era qualcosa, invece sei tutto sa. È una cosa bellissima da provare. La mia oggi, stamattina. Esatto, ma lo diciamo anche ai nostri amici da casa, è una cosa importantissima. Aspetta che mi cope. Noi abbiamo notato che in 70 km che abbiamo fatto di ciclabile non c'è stata un'anima viva. Perché? Perché le provvisioni davano brutto. Noi abbiamo qui avuto questa specie di illuminazione di dire: ascolta, sta roba ha rotto un po' i coglioni. Cioè noi andiamo lo stesso, mal che vada, non è lo stesso nel senso sta ciclabile, nel senso in qualsiasi cosa che vuoi fare nella vita, andiamo lo stesso, mal che vada abbiamo il K-Way. E con il ragionamento di quel mal che vada abbiamo il K-Way, noi ci siamo goduti questa giornata bellissima e gli altri no, se ne sono stati a casa, cioè, hai capito? E comunque il K-Way, tra parentesi, ce l'avevamo. Yeah. E anche spettafiga. Marche di casa, mia se marca cinesata. Ah, beh, ma guarda qua, quanto che a me piace sta bici, Dio caro, guarda, a me fa proprio sangue, Dio caro, che abbia anche là. È un peccato che non possa portarmela sempre dietro per il problema che non ho garage e viviamo in Italia, che è peggio di vivere in Africa, ragazzo. In Italia ti tolgono anche il portabici, poi altro che la bici. È bello guardare la cascata mentre fai la pipì, esatto, qua abbiamo i due esempi che fanno la pipì mentre guardano la cascata, in quanto ti riporta un po', è un po' la livella di Totò, no? Ti riporta un po' a un livello di equità, in quanto tu ti senti magari col tuo pipino chissà chi, e la cascata invece ti dimostra che no, la sua portata è decisamente superiore alla tua. Quindi tu, diciamo, non è che ti senti una nullità, ma ti riabbassi un po', ossia ti rilivelli, no? Come diceva Totò, all'equanimità. Oh,
bellissimo! Ma dove cacchio sono le vertigini oggi? Siamo arrivati a Chiusaforte, questo è il famoso ponte di ferro. Adesso ci facciamo la foto anche noi qua come l'altra volta, in quanto è una cosa. E qua ragazzo, se ci passi ti devi fermare e fare una foto oppure no. Effettivamente, cioè perché uno la fermasse, non ha senso. Come quelli che ti dice devi andare a mangiare, perché sta andare a mangiare là? Cioè se uno vuole va là, se non vuole non vuole, che discorsi. Duba, guarda là che sarà, e il fiume in piena che viene fuori, perché cappio questo fuorissimo. Questa volta il bar di Chiusaforte è aperto, vedi ci sono tutti i bambini, vedi qua, che sono venuti a fare l'aperitivo. E là, che bello questo coso, ma guarda che c'è anche la scaletta, ma riuscire ad andare giù, no sta serio, guarda qua, così in piena estate, andare giù, farsi il bagnetto lì col caldo merda sotto la cascata, guarda che secondo me, no, io me la segno nell'elenco delle mie piscine naturali personali. No, segnare, puntinare, Google Mappsare, tutte queste cose che potranno tornare utili. Divieto di cacca, vabbè, o divieto di essere una cacca, divieto di sentirsi una cacca, non lo so. In ogni caso, in anyway, guarda qua, tacchete, no, qua no, tacchete qua, vai giù, ecco qua, è bellissimo tutto ciò, guarda. Quanto sarà alta? Più di 1 metro là. Dove? Là. Cioè puoi andarci su? Sì, più di 1 metro, dai. È bellissima per l'estate questa. Aggiudicata, confermata. No, ma aspetta, fammi capire una roba. Cioè la gente viene qui e fa la cacca qui. Ma è strana sta roba, cioè con tutti i boschi e foreste che le si fa cacca qua. E piene cartelli di non fare cacche, strana, molto strano. Shuba duba yabadu. Bene, siamo quasi arrivati, manca solo 30 km all'arrivo. Allora, ho capito però. Come amico, quello che ti dicevo di Venezia, No, perché è l'asta di Lubiano. ho capito, ma non vorrei essere puntiglioso, però avevamo organizzato questa cosa per fare una cosa stupida, per prendere la pioggia stupidamente in compagnia e prenderci stupidamente l'influenza, e non abbiamo preso neanche una goccia alla fine. Invece una scelta intelligente. No, intelligente, è un giro come tutti gli altri, cioè bellissimo ma come tutti gli altri. Io volevo un giro stupido, no, era una cascata bellissima e che per fare garetta l'ho persa. Guarda sotto, tu guarda sempre sotto quando hai le vertigini, guarda giù. No dai, scherzo, non è vero, non devi guardare giù. Risulta, no, perché Qua mi dice 1 ora e 11 in bici. sì, ma siamo giusti di qua. Sì, guarda. Buon, perfetto. No, aspetta. Sì, guarda. Noi Buon, siamo qua. posto. No, giusto per capire che non andiamo in posti strani. Adesso il contrario. Mese contrario. Sì, Gemona in giù. Quindi continuiamo di qua, no? Aspetta che vedo. Siamo a Risulta, dove che lei servi che mangia U. Vedi tu, che devo mangiare U. Urco qua, un'altra stazione, col treno fuori, no, puoi mangiare dentro il treno, che figatissima. Risulta, bellissimo, figatissimo. C'è anche un parcheggio van life quasi qua, me lo segno, Dio caro, me lo segno. Adesso mi fermo e mi segno, Dio caro, sia il parcheggio van life che il baretto da fame.
Sì, allora Fioi, questa è un'area camper, non mi ricordo dove siamo, te l'ho detto prima 5 secondi fa, anche a Tidio, caro, sta attento che faccio i video. E sì, ok, sarà a pagamento, hai la sbarra col codice, però se devi caricare l'acqua ti parcheggi qua e ti carichi l'acqua con la gomma, così 3 metri di gomma, voglio dire, non è che sei 200 metri. Oh, adesso è bellissimo, anche se non piove, il bello arriva quando inizia a esserci buio pesto. Che io qua l'anarchico che tacca lucetta, stu a luce, vivi il brivido. Giusto di acqua. Ma no, cosa, l'ultima cena di Gesù? Abbiamo bevuto, abbiamo riso, però io vi devo dire una cosa, domani uno di voi vi tradirà. E Thomas, no. Signore, io? No, Giovanni, non tu. Arriva Pietro, ma signore sarò mica io? No, Pietro, tranquillo, non sarai tu. Arriva Caino, signore sono io, signore sono io. Che cazzo Ho detto, ragazzi, un'esperienza penetrante. Rocco si frevi. Oh, è bellissimo. Allora, non piove, però comunque ritrovarsi al buio in bicicletta chissà dove ha comunque quel filo di stupidità che io apprezzo, ecco. Quindi la giornata non è andata stupidamente come desideravo io, però insomma ci si può accontentare. Cosa? Siamo messi in avanti, devo andare avanti, siamo devo pedalare. Forse in discesa, ma non siamo sicuri. Bocce moderni, ragazzini moderni. Secondo me sono queste le cose, non c'è nulla di epico, però c'è qualcosa di tanto memorabile, ossia una cosa semplice, come un giro in bici con gli amici, fuori casa, in un posto che non conosci, col buio, è una cosa che ti ricorderai, seppur non sia nulla di eclatante, te la ricorderai per sempre. Quindi mi raccomando, ragazzo giovane, lavora sempre su queste cose. E bevi gratis, no, non sta bene gratis, No. ma quasi quasi la voglio dire anche in camera, la voglio mettere anche sul canale, sto piccolo ragionamento. Stavamo dicendo i ragazzi che noi siamo adesso in questa così stradina chissà dove, vediamo le montagne, buio eccetera, però potevamo essere a casa a far niente, a guardare la televisione, cioè concettualmente, seguimi, no? Però un po' come il film Sliding Doors, non so se è presente, se l'hai mai visto, abbiamo scelto un'altra strada, un'altra opportunità, e quindi stiamo vivendo nella stessa vita, nella stessa persona, un'altra strada, e quindi anche tu hai sempre molteplici strade da scegliere, dipende da te cosa vuoi fare, hai capito? Cioè non è che tu non puoi fare queste cose qua, è una tua scelta. Mi affido sempre alle mappe del Komoot che mi porta. Occhio ragazzi, qua prendete la rincorsa. Sì, c'è il lago, prendete la rincorsa. Altro che Teneré. E tu cosa che succede? Non comprare la Teneré, cosa te? Dopo i grandi fa tutte queste monete qua. Cazzo, siamo caro in mezzo al niente, ma va bene così, va benissimo. Vabbè, poi è così, dai. Stai in mezzo ai campi, se ti piace l'avventura su Cavalca Teneré, sempre con la pipa dura, con la tua Teneré. Cioè, quindi tu vuoi dirmi che questa non è la ciclabile? Tutta mia la città è un deserto che conosco. È questo paesino. Tutta mia la città. Oscar qua, che io devo far casino qua. Questa intersezione svolta leggermente a sinistra. Giona Bellina e Iside Bellina. Siamo a Venzone. Siamo a Venzone, Fioi. Bello, Venzone. Sono venuto tanti anni fa. Ah sì? Cioè massa potenza e sì. Questa cosa, ragazzo, anche per insegnare a tutti, so che non è magari il panorama giusto per spiegare questa cosa,
è che talvolta noi stiamo fermi nella vita perché ci dicono che possono esserci le difficoltà. Nell'esempio concreto di questo nostro fine settimana c'era la pioggia, ok? Noi mentalmente ci siamo preparati a sfidare questo ostacolo della pioggia, però a parte il nostro atteggiamento di sfida nei confronti dell'ostacolo, ma a parte quello non ha piovuto, non è andata giù una goccia, quindi hai capito? Se ti piace l'avventura, sempre in mezzo alla natura, mangia un po' di verdura e cavalca a Tenere. Dove siamo? Non so. Oh, sì, no, siamo andati un po' fuori percorso. Dobbiamo girarci, non è questa. Ecco qua, con un po' di fiducia e di buona volontà troveremo la strada giusta. Mai paura, tegadura. Ma sì, mai paura, in teoria che sì. Aia, Dio caro, sti cazzerovi sto anno, cosa hai fatto? Farne andare moda i rovi sto anno, porca miseria. Aia! Via! Pronti dentro l'avventura, su cavalca! Il Tenere, tararira, se ne farà l'osso e pintura, Dio caro. Allora, siamo giusti, destra e sinistra. Tutto giusto! Venghi, ma no, venghi, non si oria, tutto giusto. Si trova a 350 metri. Allora, qua credo dove qua, aspetta che controllo la mappa ogni tanto, ok, di qui no, ok, via di qua e poi teniamo la destra. Ecco là, allora qua, basta non cascare su basso di qua. Fermi qua. Vabbè, portiamo un attimo a manina. Siamo giusti, tutto giusto, mai paura, tegadura. Tic tac toe, abbiamo fatta. E tu, godita a miei tosati che siamo arrivati, ancora 50 km fa godita siamo arrivati. E lui non mi crede, Dio caro. Sei giusti, sei giusti. E non mi crede? Ma no, chi non ti crede? Cioè, mondo, dopo tu, io non mi credi perché io ti racconto. No, fa luce di là perché sei. Vabbè, Dove cazzo ci ha portato? e messo in una strada? Va. Ma no, ma sì, va tranquillo. Mai paura. Speriamo che cambi gusti proprio stasera. Ma no, siamo arrivati. Anzi, cavolo, se sei arrivati. Qua era a girare a destra, vabbè, smontiamo di qua, su per di qua e ora. Ma guarda che andiamo sul greto del fiume, Dio cama, dove andiamo? Ma no, guarda qua, e qua te tacchi a Viale delle Caserme, è giusto? Qua? Sì. Sì, di qua a destra. Dai giù, non torniamo su qua, Ma sì, va tranquillo, mai paura. Mi ritroverò da solo andare in bici. Secondo me tu ti dici, no Dio caro, non vado più in giro col singano. Di tu. Vabbè, se caschiamo, dai. Non succede niente. Ecco, tipo. Vai, moglia. Ecco là, uno. Guarda nome. Sei ripido, sì. Spec. Sì, non che sei tanto grip, diciamo, ecco. Ecco là, adesso, tac, e salto giù. E vai, pronti? E tu? Beh, dovevamo fare una roba stupida, l'abbiamo fatta, scusa, se non pioveva, almeno perdiamoci di notte in posti sconosciuti. Nelle prossime puntate, Fioi, andiamo a fare un giro in bici? No. Eccoci qua, uomini di poca fede, abbiamo ritrovato la ciclabile. Cazzo, perché siamo in Italia, ma è un'inculata, salita al 10%, discesa all'8%, cioè non ho capito che cazzo si tiene l'IVA. Mai culo. Ma no, cioè guarda che bello arrivare, guarda qua collina tutta illuminata, delle lucette, delle casette. E il tour si trova davanti a noi. Davanti all'ospedale proprio di altro. Vabbè, Ok, il CP ha fatto il next level, non è solo che ha cagato, la merda ovunque, spalmata, no, nella moquetta, devo pulirla per l'ennesima volta, senti che puzza. Wow, vai figa. Mamma mia, c'è da sboccare, c'è un concentrato di merda ovunque, merda, tappetino impregnato di merda, porco cane, avevo appena lavato perché ci aveva appena vomitato. Mamma mia, Fioi. È un'impresa, è un'impresa. Mi è da vomito, cioè neanche se lo faceva apposta, cioè ha cagato apposta nella moquette. Cioè tutta la moquette smerdata, tutta e tutta. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. See, man made the car to take us over the road. Man made the train, carry the heavy load.
take us out of the dark. And man made the boat for the water. Like my Bible